Ma diciamo che probabilmente non siamo riusciti ad assorbire bene la sconfitta con il Delta e ci ha portato dei scompensi psicologici, ma dobbiamo riprenderci da questo aspetto, perché se ci piangiamo addosso non ne veniamo fuori. Bisogna ritrovare quello che è il nostro gioco, la brillantezza, il sviluppo, il gioco sulle fasce, le giocate tra gli attaccanti, cosa che magari abbiamo anche provato di fare, ma non coi tempi, coi nostri tempi di solito molto più veloci, molto più... E quindi in queste condizioni diventa difficile scardinare una squadra che sicuramente ha fatto una partita per aspettare il momento propizio, e poi sono andati in vantaggio, si sono difesi ancora di più, noi non siamo riusciti a trovare la stoccata vincente e quindi bisogna guardare avanti, non perdersi d'animo e sperare che prima o dopo ci sia la capacità di riprendersi, perché se andiamo avanti sotto l'aspetto mentale in questa condizione diventa dura. Senti, preso un gol da Polli su calcio d'angolo, perché praticamente siete stati lì a guardare lui che colpiva di testa tranquillamente, poi avete giocato una partita tutta all'attacco, però l'impressione è che manchi un po' di lucidità, al di là dell'assenza di raddrezza. Non ti è parso che oggi, proprio come hai sottolineato tu, il capodansio sia mancato nello sviluppo del gioco sulle fasce? Ma ci abbiamo tentato, solo che se poi vai a questa velocità diventa difficile scardinare una squadra che si era messa ben sui raddoppi di marcatura, sul togliere tutte le nostre iniziative. Sono stati bravi in questo senso, però noi bisognava essere più veloci, bisognava essere anche un po' più cattivi, perché qualche palla buona è anche arrivata dentro, ci è mancato quel pizzico che ci vuole anche di fortuna per poter scardinare magari una giornata che non è al meglio, come magari stiamo passando in questo momento, però siccome l'abbiamo fatto prima queste cose, non vedo perché non riprenderci. Magari è un momento così, la nostra parabola in questo momento è un po' in discesa, però abbiamo ancora delle partite per riprenderci e perciò puntiamo a rifare quello che siamo riusciti a fare prima. È un caso secondo te che anche la Vecomp abbia frenato molto nelle ultime giornate, o forse è un momento fisiologico che per voi che avete corso tanto per tutta la stagione può anche capitare? Ma magari può essere anche un caso. Dico sicuramente che questo duellarsi per tutta la stagione non diventa facile mantenere quelle responsabilità delle posizioni. È chiaro che probabilmente anche loro stanno soffrendo di questo mal di classifica, però noi dobbiamo guardare a casa nostra, che dobbiamo essere in grado di ribaltare questa situazione, e io sono convinto che i ragazzi sono intelligenti, ce la faranno a venire fuori. Senti,